Oggi a Terra di Confine Film Festival è stato presentato Nausicaa l'altra Odissea, il mio cortometraggio prodotto dalla Zena Film che appunto ha come tema il raccontare una figura femminile come Nausicaa, una figura mitica che è rappresentativa in qualche modo dei valori che possiamo identificare nelle culture del Mediterraneo. È un film che, benché sia piccolo, insomma, ha avuto una certa fortuna fino adesso. La versione presentata oggi è leggermente più breve. Tutto sommato però abbiamo ritenuto che questa versione più corta fosse più in linea col mettere il focus sulla vicenda di Nausicaa, e d'altra parte questo film nasce proprio come il tentativo di raccontare un Mediterraneo al femminile, il valore del femminile, questo stato dell'anima che riguarda non solo le donne ma anche gli uomini, che si ricollega a tutti quei valori come la solidarietà, il desiderio di conoscenza, l'accettazione del diverso. Pensavamo che potesse essere incarnato bene da Nausicaa. Da questo corto sta nascendo l'idea di creare proprio una sorta di serie, una serie di altri cortometraggi su questo tema, il Mediterraneo declinato al femminile.